100.000 ragazzi ogni anno se ne vanno dal nostro paese verso l'estero e l'82% dei contratti di lavoro attivati nei confronti dei giovani sono precari. Redditi, salute e sicurezza, sviluppo delle politiche industriali, pensioni. Questi tra i temi al centro dello sciopero della CGIL del 12 dicembre, sciopero nazionale per l'intera giornata lavorativa con proteste in tutta Italia e che a Mestre vede la manifestazione provinciale dalle 9 del mattino alla stazione dei treni, da dove partirà il corteo che proseguirà poi lungo la Vempa e terminerà in Piazza Mercato a Marghera. Lo sciopero in particolare dopo lo studio Job Oriental Giovani CGL, dove tra l'altro è emerso il fatto che in Veneto molti ragazzi non lavorano né studiano e con cui il sindacato si orienta, dati e numeri alla mano, sulla situazione lavorativa delle nuove generazioni e sulla base del quale chiede al governo anche lo stop alla precarietà, politiche attive più forti con investimenti pubblici sul lavoro di qualità e servizi di orientamento e sostegno ai giovani. L'elemento importante che emerge è che chi ha già fatto esperienze lavorative in misura maggiore, pari a oltre il 40%, pensa di fare la propria esperienza di vita all'estero, cercando un lavoro in linea con le proprie aspirazioni di studio e un lavoro che gli consenta una con maggiore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. È quello che emerge anche dall'analisi del CNEL, che ci dice che il Veneto è fanalino di coda nella perdita di giovani laureati.